dal Pala Ferrarin di Breganze. Buonasera da Fausto Pozzan. Domenica 28 gennaio, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 1. Beta Lab Breganze opposta in casa all'Amatori Vasken Lodi. Gioco fermo. Vediamo. C'è il blu sventolato a Stefano Dal Santo. Non abbiamo capito bene la decisione di Mauro Gian Gregorio, ma tant'è, gli ha sventolato in faccia il cartellino blu. Tentativo di trasformazione, Naera contro Mattia Verona. Il fischio di Alessandro Cecci, le finte di Naera, la rete di Naera porta in vantaggio Lodi. 19:52. E palla a metà pista Massimo Tatarani. Buon per lui che la palla recuperata da Antonioni avviene quasi a fondo pista. Ancora Antonioni a lavorare. La conclusione, la rete di Antonioni. C'è stata forse una deviazione che ha colpito ancora una volta Mattia Verona. Breganze sotto. Se ne va Ramiro Torres, va a servire Mattia Cocco. Lo scarico all'indietro per Ramiro Torres, Massimo Tatarani. La rete di Massimo Tatarani che riapre il match per Breganze, 17:36. Rete di Massimo Tatarani, quindi Breganze che accorcia le distanze. Si recupera palla però la formazione di casa. Mattia Cocco, la conclusione. La ripartenza dall'altro lato con Naera, se ne va la rete di Alessandro Faccin di prima intenzione. Nulla da fare per Mattia Verona. Quindi qui riconquista un'ottima palla con uno scatenato Massimo Tatarani. Ramiro Torres indugia un po' troppo, si concede una ripartenza con Nadini che va a mettere alle spalle di Mattia Verona il punto del 4-1. Una palla sanguinosa persa e con Nadini dietro la gabbia di Mattia Verona. Torna all'indietro Nadini, va a trovare lo spunto di Andrea Fantozzi. La conclusione, il gol di Andrea Fantozzi. 5-1, 7-16 al termine della prima frazione di gioco. Vediamo. Ramiro Torres contro Valentin Grimalte. Valentin Grimalte è un portiere assolutamente esperto. Le finte di Ramiro Torres. La traversa di Ramiro Torres aveva fatto tutto bene. Aveva anche superato con un bel pallonetto. E mancano 4 minuti e 30 al termine della partita. Recupera palla però Stefano Dal Santo a servire e a trovare il gol 4 del numero 8 Massimo Tatarani. 5-2 allora. Il bellissimo stile Antonioni recupera però poco Ippolito. C'è un potenziale 3 contro 2 e invece ritorna Alessandro Faccin e la rete di Facu Posito. 3-41. Prepariamoci a vedere un finale di gara avvincente se non altro.